Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia, notizie di cronaca accadute nelle ultime ore in regione. Partiamo subito con Talmassons perché crollo nella notte dopo il passaggio di un violento temporale di una parte del muro perimetrale della villa Savorgnan, intervento dei vigili del fuoco e sul posto anche i carabinieri. Trattasi di un muro solo perimetrale, crollato in parte e poi abbattuto in maniera maggiore dal comune di Talmassons con un'azienda privata per una maggior sicurezza dell'area. Intervenuto immediatamente sul posto il sindaco Fabrizio Pinton con la protezione civile e il comandante della polizia locale Gallo hanno coordinato la messa in sicurezza dell'intera area con un ulteriore abbattimento di muro grazie all'intervento, come detto, di una ditta specializzata locale. Il crollo è avvenuto intorno alle 2:30 della notte, la viabilità è tornata comunque regolare e nella massima sicurezza poco prima delle 6. Il personale della volante del commissariato di pubblica sicurezza di Duino hanno deferito per la sua posizione di soggiorno irregolare in Italia un kosovaro di 26 anni. L'uomo si trovava alla guida di un'autovettura che è stata fermata e controllata a San Giovanni di Duino. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'uomo non aveva mai conseguito la patente, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente e il mezzo è stato posto a fermo amministrativo. Si fa sentire anche in Friuli Venezia Giulia sulle prenotazioni alla vaccinazione l'effetto dell'obbligatorietà del Green Pass introdotta dal governo nei giorni scorsi. Si è rilevata infatti la seguente progressione di richieste: 1649 mercoledì, 2624 giovedì, 4719 venerdì. Ad evidenziarlo è stato il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, illustrando i dati relativi alle nuove domande registrate negli ultimi giorni. Nel dettaglio, relativamente alla categoria tra i 50 e i 59 anni, si è passati dalle 264 richieste di prenotazione nella giornata di mercoledì 15 ai 1069 di venerdì 17. Molto marcata anche la crescita nella fascia tra i 40 e i 49 anni, 301 richieste il 15 e 1181 il 17. Stessa tendenza poi anche nella categoria tra i 30 e i 39 anni, dove si è verificata una triplicazione di richieste di prenotazioni. Dalle 348 di mercoledì si è passati ai 592 di giovedì fino ai 995 di venerdì. Aumento significativo anche per le classi 20-29 anni, 60-69 anni. Nel primo caso, tra mercoledì e venerdì, si è passati da 282 richieste a 760, mentre nella seconda fascia dai 125 a 320. Sempre in crescita le prenotazioni tra gli under 20, mercoledì eravamo a 238, venerdì a 282, mentre vanno in controtendenza gli over 80, mercoledì erano 29 e venerdì 26 le richieste. Andiamo a chiudere questa pagina informativa con una notizia per dire che su richiesta della Capitaneria di Porto di Monfalcone nella giornata di ieri i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti con l'autogru della sede centrale, l'ausilio del nucleo di soccorso subacqueo e acquatico regionale, degli specialisti della sezione navale del comando dei vigili del fuoco di Trieste presso la diga foranea di Monfalcone per il recupero di un'imbarcazione di 6 metri che nella serata era affondata a causa dell'impatto contro la diga. I sommozzatori si sono immersi utilizzando gli appositi cuscini di sollevamento, hanno riportato in galleggiamento il natante che successivamente, utilizzando la motobarca degli specialisti nautici, è stata trasportata all'interno del porto di Monfalcone, dove la gru ha sollevato l'imbarcazione per posizionarla sulla banchina. Nessuna persona è rimasta ferita. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie live. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te,
Vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.